Oggi giornata importante qui all'Archivio Storico, anno internazionale del dialogo come garanzia di pace, un'iniziativa svolta dall'Associazione Dante in tandem appunto con l'Archivio. Sì, perché noi con l'Archivio di Stato abbiamo siglato un protocollo d'intesa e quindi non sono incontri saltuari ma delle programmazioni sistematiche svolte nel corso dell'anno. Quest'anno abbiamo voluto proprio essere in questo luogo stupendo, magico, anche perché i ragazzi dall'idea dell'importanza della ricerca, dall'idea anche dell'importanza dell'utilizzo dell'Archivio di Stato. Noi partiamo dalla tematica del dialogo, il dialogo come garanzia di pace. Siamo fermamente convinti che il dialogo in tutti i contesti, in tutte le situazioni, sia la forma migliore per risolvere qualsiasi problematica. L'abbiamo collegata anche a Dante perché Dante ha vissuto in un periodo di lotte interne, intestine tra città dello stesso territorio e quindi ha potuto cogliere la nefandezza della guerra e proprio lui nella Divina Commedia, nel 17° canto, evidenzia proprio l'importanza della pace e la mette al centro non solo della Divina Commedia ma al centro anche della vita dei vari stati. Infatti lui ipotizza una valle amena dove lì si trovano i regnanti d'Europa e vivono, anche se in contrasto politicamente, però vivono cercando di cogliere l'importanza della pace e l'inutilità dell'odio e dei rancori. Quindi per i ragazzi questo è un messaggio forte. In più pensiamo che il dialogo sia fondamentale tra le generazioni, cioè i nostri giovani hanno bisogno che vengano guidati in maniera eccellente dagli adulti per orientarli verso i veri valori della vita. Siete sempre aperti alle varie organizzazioni, alle varie associazioni per mettere a disposizione il vostro know-how? Certo, l'Archivio di Stato è un luogo della cultura inclusivo, un luogo che fa del dialogo uno dei pilastri della comunicazione e delle attività culturali. Per questo motivo abbiamo fortemente voluto con la dottoressa Ierna questo incontro all'interno della programmazione della Società Dante Alighieri per il 2023. Oggi si celebra l'anno internazionale del dialogo come garanzia di pace e si torna a parlare nel nome di Dante, di guerra e di pace, in un luogo significativo che conserva tante memorie legate alle vite sospese dei soldati e comunque documenti che riguardano vicende belliche del passato. Si torna a parlare di guerra e di pace con un dialogo che abbiamo voluto strutturare nel senso di una conversazione a tre voci, la prima legata al mondo degli archivi, la seconda legata all'aspetto materiale, al valore delle testimonianze che riguardano appunto i monumenti ai caduti della provincia di Agrigento, e poi la terza voce fondamentale legata al mondo della scuola, perché proprio con l'educazione al patrimonio e con la costante riflessione che si può strutturare appunto con le nuove generazioni che ha senso anche il significato del dialogo intergenerazionale che vogliamo cercare di realizzare qui anche con il contributo delle associazioni della scuola. Anche l'Istituto Leonardo presente a questa iniziativa organizzata oggi dalla Dante all'Archivio di Stato? Sì, è molto importante per noi essere qui presenti perché i ragazzi hanno lavorato nel corso dell'anno sulle fonti, sullo studio delle fonti, della storia e quindi hanno imparato come sia importante valorizzare la traccia che l'uomo lascia nel suo passaggio nella storia per trasformarla in fonte e quindi in documento che poi rappresenta appunto lo studio, il prodotto finale dello storico. Anche Paolo Cilona presente a questa iniziativa nella qualità di relatore. È una giornata molto importante perché i temi sono molto suggestivi, parlare di pace, parlare di guerra e parlare anche del sommo pontefice Dante non è cosa da poco.
perché bisogna ricordare che durante la Prima Guerra Mondiale il 75% dei soldati in trincea non parlava, non scriveva perché erano tutti analfabeti, quindi Dante non era presente in mezzo alle trincee. Perché? Perché ognuno parlava il proprio dialetto e allora che cosa è successo? L'unica parola che univa i militoni italiani era fratello, quindi fratello, 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 quindi poi i monumenti sono per ricordare il sacrificio di coloro i quali sono morti e sono tantissimi, sono oltre 651.000 i soldati morti durante la Prima Guerra Mondiale, quindi bisogna avere anche rispetto nei confronti di chi ha dato la vita per l'Italia vittoriosa.